Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che ogni giorno cerca di raccontarvi un pezzettino della storia e della cultura dell'Occidente per capire di più la nostra storia. Stiamo raccontando l'elegia, questo genere letterario che si diffonde nell'antica Grecia e che parte da questo dire ai ai, parte dal canto del dolore, parte dal canto delle cose che non vanno per suscitare negli uomini l'inizio di una speranza, di un nuovo principio di società. Come lo fa l'elegia? Lo fa in un modo molto particolare. Già abbiamo visto che durante l'epica i cantori dell'epica erano accompagnati dagli strumenti musicali, ma adesso con l'elegia le cose cambiano perché gli strumenti si fanno nettamente più precisi e la musica diventa non tanto un corollario della poesia, ma diventa parte integrante del messaggio che la poesia vuole trasmettere. Gli strumenti in uso all'epoca sono di tre tipi, esattamente come saranno per molto tempo nell'antichità. Sono strumenti a corde, pensate soltanto la cetra o la lira, sono strumenti a fiato, appunto l'aulos. L'aulos era questo grosso sacco, una specie di oboe, un grosso sacco da cui fuoriuscivano delle cannette e attraverso queste cannette il fiato che veniva emesso in queste cannette generava un suono e questo suono riempiva in qualche modo la stanza di un lamento che diventava parte integrante del messaggio che si voleva trasmettere. Si voleva trasmettere un disagio verso il presente, la necessità di costruire un futuro. E poi c'erano gli strumenti a percussione, basta ricordare uno per tutti, il sistro, questi strumenti grazie ai quali si riproducevano dei rumori che avevano il compito di scandire come un ritmo le giornate e le adunanze nei simposi e nelle eterie. Insomma, la musica diventa parte fondamentale della cultura, non soltanto come contorno, ma come espressione di un messaggio. E il messaggio qual è? Non si può continuare a vivere nel lamento e nel dolore, bisogna costruire qualcosa di nuovo, qualcosa di autentico. Era questo che l'elegia cercava di fare quotidianamente nei simposi e nelle eterie dell'antica Grecia. Ed è quello che proveremo a capire anche noi da domani, sempre qui, sempre a Storie.